Continuano ad arrivare alla centrale di Silea gli sfalci riversati sul Sile e continua a non muoversi nulla sull'impianto di recupero costruito a lato delle griglie salvaturbine. Il cartello racconta da solo la storia di questo manufatto, pensato 20 anni fa, realizzato in un anno e che avrebbe lavorato un anno prima di diventare d'estate una boscaglia e d'inverno questo triste spettacolo ai tanti che passeggiano lungo Sile. Eppure, seppur in vecchio conio, l'abbiamo pagato 280 milioni di lire e sono 144.000 gli euro che servirebbero oggi per farlo funzionare un anno intero. Poi ci va aggiunta la somma per rimettere in moto gli ingranaggi arrugginiti, i nastri trasportatori con le piante che ci sono cresciute sopra e quelle che hanno avvolto la gru che doveva caricare i rifiuti verso il riciclo dell'umido. Tutto fermo, dimenticato, ma non da Casier, che puntualmente gli sfalci se li ritrova sul porticciolo. Al sindaco Giuriati, che ha chiamato in causa la regione, peraltro proprietaria dell'opera, gli fa eco il comune di Treviso, colpevole in parte degli sfalci. Non possiamo pretendere chiedere ai nostri cittadini di incamerare il verde che tagliano e lasciare invece che pubblicamente vada lungo il Sile le erbe che noi andiamo a tagliare. Per l'assessore, oltre che convincere la regione a rimettere in moto lo scolmatore, occorre chiedere a Contadina di alleggerire i cittadini che vivono lungo il Sile del costo di asporto del verde, che troppe volte, e proprio per questo, anziché finire nell'impianto di Trevignano, inizia, come si vede, la lenta navigazione verso il mare.